Buon fine settimana, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Il punto, oggi parleremo insomma di un tema che sta molto a cuore ai siciliani, in generale a tutti gli italiani, però ai siciliani di più perché noi stiamo pagando il carburante il più caro d'Italia, quindi insomma cerchiamo di capire anche il perché succede questo, cerchiamo di capire l'impatto poi oggi durante la trasmissione, durante il dibattito, tutto quello che sta succedendo. Nell'anteprima però ho il piacere di ospitare il direttore di Repubblica Palermo, Emanuele Lauria. Ciao direttore, come stai? Buon pomeriggio, sto bene, grazie, è un piacere sempre mio, grazie. Allora, oggi insomma, queste settimane diventano poi, partiamo così lentamente durante la settimana, poi diciamo, si raccolgono tante di quelle notizie e tanti di quegli spunti di riflessione, da un lato che fanno mettere le mani ai capelli, caro Emanuele, dall'altro però insomma che ci rendono vivo più che mai questo mestiere. Allora, partiamo dalla notizia drammatica che oggi voi pubblicate in prima pagina, in generale tutti i giornali pubblicano in prima pagina, i giornali regionali, altri 2 morti sul lavoro. In Sicilia si continua a morire di lavoro. Avevo letto tra i tanti titoli una nuova parola, operaicidio, dopo i femminicidi, operaicidio, perché insomma questi lavoratori continuano a morire. Tra l'altro qui c'è anche una storia di non rispetto delle regole, perché questi 2 operai erano anche in nero. Allora Emanuele, in generale, perché succede questo? Succede per il combinato disposto, come dicono quelli bravi, diciamo, di una serie di elementi. È evidente che ci sono lavori umili o comunque difficili che la manodopera nostrana non vuole più fare. È evidente che a fronte di questo ci sono delle condizioni di sicurezza che non vengono rispettate. È evidente che c'è un lavoro nero che purtroppo è una piaga che non viene sanata. E c'è un ulteriore problema che è quello degli ispettori del lavoro che in Sicilia scarseggiano, e questo è un problema che purtroppo come dire, che viene denunciato da anni, ma che è un problema che ancora non si risolve. Adesso Schifani ieri ha detto che ci sarà un intervento, che ne arriveranno altri, credo una cinquantina, ma ahimè, diciamo, siamo già arrivati a un livello di morti sul lavoro veramente, veramente insopportabile. Sono 13 soltanto dall'inizio di quest'anno, insomma, e sono numeri sempre drammaticamente in risalita. È davvero incredibile. Poi tra l'altro nel caso di ieri abbiamo visto questa gru piegarsi, cioè chi dovrebbe controllare, a chi spetta insomma, l'ultima parola sul via libera a questi cantieri. Tante domande ci facciamo, ma poi diciamo, le domande ce le facciamo anche quando vediamo tanti operai lavorare soprattutto in questi cantieri senza attrezzature, senza protezioni, e poi là bisognerebbe anche andare a vedere che tipi di contratti ci sono. E poi diciamo, questo è fondamentale, noi lo diciamo sempre. Insomma, questo succede però da noi, Emanuele, perché io veramente quando sento e leggo dei morti sul lavoro nel nord Italia, diciamo, non sono questi i problemi che accompagnano la morte sul lavoro. Spesso è imperizia del lavoratore stesso, spesso succede qualche causa improvvisa, ma non si parte così indietro. Io credo che qui tutti dovrebbero prendersi delle responsabilità che non possono essere, diciamo, che condivise. Sì, e purtroppo devo anche dirti che è una strage silenziosa, insomma, è un modo di qualificare questa tragedia, ma è anche, secondo me, una strage che rischia di essere dimenticata, perché io ho l'impressione che negli ultimi mesi, perlomeno, diciamo, questa emergenza nell'opinione pubblica, come dire, nella frequenza con la quale viene proposta dai media, insomma, stia andando in secondo piano rispetto ad altre emergenze. E invece è sempre lì, drammaticamente presente, Sì. a farci notare che specialmente al sud ci sono tanti provvedimenti da prendere. Il caso di Palermo è un caso veramente emblematico, che un'impresa fantasma che non era più praticamente attiva, ma gli operai non erano iscritti alla cassa edile o altri istituti di previdenza. Insomma, stiamo parlando veramente di un lavoro, permettetevi di dire,
praticato in condizioni selvagge e sai, Sì. poi noi oggi abbiamo titolato La morte degli invisibili, questi sono davvero degli invisibili, sono persone che vengono da Abbiamo la lontano prima per pagina, guadagnare eccolo qua. pochi euro. E La sì, delle morte. vite sospese per pochi euro, capito? Cioè, è veramente una condizione sulla quale noi, secondo me, spesso non Sì. riflettiamo, presi da tanti problemi, da tante emergenze, insomma. E Guarda, anche, io lo fatemelo dico dire, sempre, perché Emanuele, noi ci stiamo abituando, ahimè, a far passare non in secondo piano, ma anche in terzo e in quarto piano delle morti che ormai ci sembrano quasi naturali. Uno è il problema dei morti sul lavoro, l'altro è il problema dei morti in mare, i migranti. Queste notizie ormai arrivano e passano a una velocità che veramente diciamo, ci dovrebbero far riflettere. Ci stiamo abituando troppo a queste tragedie. Emanuele, andiamo avanti perché in settimana avevo letto proprio su Repubblica un altro spunto, un'altra riflessione interessante che è quella sulla mancanza dei giovani in politica. Ci sono sempre meno under 40, una volta la politica insomma stimolava a partire dall'università, dalla scuola anzi, poi dall'università, tanti giovani che poi diciamo, cercavano in qualche modo di intraprendere con la gavetta, altro termine ormai sconosciuto qui in Sicilia ma in generale in Italia, diciamo, la passione politica, partendo proprio dai consigli comunali. No? Oggi insomma, i giovani non ci sono più, ne è diciamo, emblema il nostro presidente della regione, no? Che non è più un giovanissimo. ora, qui non è un problema chiaramente, davvero stavolta lo dico senza alcuna, come dire, senza alcuna remora, non è un problema di parte politica, c'è un enorme problema di rinnovamento diciamo, di tutta la classe politica in Italia, ma sicuramente in Sicilia. Il dato che abbiamo proposto è un dato che diciamo, parla da solo, insomma, se nei 50 principali comuni siciliani sono soltanto 3 under 40, diciamo, e come dire, questo diciamo, è chiaramente un fenomeno sul quale dovrebbero riflettere tutti. Questo perché questo problema, come dire, lo riproponiamo oggi? Lo riproponiamo oggi perché diciamo, ci sono delle candidature alle amministrative che si svolgeranno in primavera che rivedono diciamo, in campo personaggi che hanno cominciato la loro carriera politica 30-40 anni fa. Emanuele, tanto per fare un nome, Mirello Crisafulli, candidato sindaco di Enna, militava nel Partito Comunista, un partito che non esiste più. Eh sì, fu consigliere provinciale già nel 1985, questo per capirci, quando insomma al governo di Palazzo Chigi si alternavano, diciamo, succedevano Craxi e De Mita per intenderci. Ma il problema non è ovviamente nella qualità, diciamo, della classe politica, è ovvio che chi è insomma, più in là con l'età ha anche maggiore esperienza. Il tema è proprio la incapacità di autorinnovarsi della politica siciliana ed è un tema molto attuale perché, come dicevamo prima, riguarda tutte le parti politiche, però noi veniamo da un referendum in cui c'è stata una grande partecipazione popolare e c'è un'onda lunga appunto di partecipazione, insomma di elettorato che prima non andava alle urne e che si è presentato al voto per questo referendum. Ora, la capacità soprattutto del centro-sinistra di raccogliere quest'onda si misura in questa tornata elettorale. Io non so se candidando figure politiche come quella di Crisafulli come dire, si compia questa operazione. Io ho delle perplessità, Sì, onestamente. probabilmente poi riesce a ottenere il risultato, ma non riesce a prendere il bottino grosso, che è quello ovviamente del coinvolgimento di un ampio numero di elettori. Questo insomma, ovviamente poi viviamo in democrazia, insomma il voto alle urne. Ma sì, ma nel senso che prendi 1000 voti a Enna ma ne perdi Esatto. 100.000 in Italia. Esatto. Cioè, È un ragionamento insomma, che dovrebbero fare tutti i partiti. Eppure Schifani, per esempio, tanto per restare insomma, in tema di giovani e giovanissimi, ha detto che si vuole ricandidare. sì, lo dice e lo fa sapere da tempo, secondo me lo dice e lo fa sapere da troppo tempo, cioè l'ha detto con troppo anticipo, è evidente che da qualche mese c'è come dire, un problema di condizionamento della sua azione politica da parte di alleati che sanno questa cosa e la sfruttano. Io non so come andrà a finire
questa partita. Non lo so, so che ci sono forze alleate, ma anche dentro Forza Italia, che fanno resistenza rispetto a questa ipotesi, e credo pure che se Schifani, come dire, vuole giocarsi fino in fondo le sue carte, secondo me dovrebbe dare prova di dinamismo, ma dinamismo non in senso amministrativo, ma proprio in senso politico, cioè lui è da diversi mesi che è sostanzialmente fermo in attesa delle decisioni degli alleati, dello sviluppo delle inchieste giudiziarie. Insomma, non è secondo me la migliore condizione per andare avanti e per soprattutto parare una ricandidatura. Poi sai, sento anche delle cose, insomma, quest'ultime vicende del rimpasto sono vicende veramente incredibili, cioè davanti a inchieste che stanno travolgendo la regione siciliana noi stiamo lì ad aspettare che si concludano i procedimenti o comunque diciamo, facciano un passo in avanti per i procedimenti riguardo Fratelli d'Italia, si discute di far rientrare la DC in giunta, insomma una DC che è stata pesantemente colpita da questa inchiesta e che pure si divide sulla possibilità di tornare su un candidato piuttosto che un altro. Insomma, io penso, ma lo penso da tempo, che Schifani avrebbe dovuto farlo, appunto, dovrebbe mettere subito mano alla giunta e dare un segnale più forte. Stiamo invece ancora aspettando, secondo me non è il bene né suo né della Sicilia questo. Sì, perché poi insomma se cammini di pari passo alla giustizia, insomma qualcuno diceva la politica deve anticipare la giustizia anche su questi temi, probabilmente insomma è un ragionamento da fare. Emanuele, sì, ma questo anche perché Luca, questo anche perché, se posso soltanto aggiungere una postilla, questo anche perché il referendum da questo punto di vista ha dato anche un'indicazione chiara, cioè l'azione della magistratura che ovviamente come dire, ha dei difetti che sono sotto gli occhi di tutti, però ha una sua importanza anche in Sicilia. Il tema è che chi ha tentato di delegittimare questa magistratura, perché si è fatto nella campagna elettorale, è stato sconfitto. Questo non significa che ovviamente le indagini debbano condizionare, guidare la politica, che però davanti, come dire, alle risultanze di certe inchieste la politica abbia il dovere di fare dei passi avanti e anche di anticipare, diciamo, gli esiti. Questo che credo sia sotto gli occhi di tutti. Credo sì. Allora Emanuele, abbiamo veramente un minuto per fare vedere un'ultima prima pagina di Repubblica che poi lancia anche insomma, il dibattito di oggi. Giovedì voi avete titolato Sicilia, allarme prezzi, perché il tema dei rincari, fortemente legato ovviamente alla questione del caro carburante, incide e pesantemente nelle tasche dei siciliani. Poi guarda caso tutti coloro che già con fatica riescono ad arrivare a fine mese ovviamente continuano a dover subire questi aumenti che poi pesano sulla spesa, sugli spostamenti e insomma sulle bollette che sono le spese ovviamente del quotidiano. Emanuele. Anche lì quando si parla di diciamo un tempismo, che è un maggiore tempismo che è auspicabile, parliamo anche di quello, cioè abbiamo una crisi energetica che è una delle più drammatiche diciamo, dell'ultimo periodo. Abbiamo un problema che riguarda soprattutto la Sicilia, e questo è anche un paradosso perché sappiamo che la Sicilia produce molto più energia di quanto ne consuma. Abbiamo lo stesso Presidente della Regione che aveva detto che sotto questo punto di vista come dire, voleva portare avanti proprio delle battaglie anche rispetto per esempio alle autorizzazioni ai parchi eolici o fotovoltaici, questo appunto in cambio di qualche vantaggio per la Sicilia. Davanti a questo però noi abbiamo una situazione in cui aumenta il prezzo della benzina, aumentano i prezzi dei beni al consumo, insomma, e davanti a questo c'è una giusta invocazione da parte delle parti sociali insomma, di intervenire. C'è questo tesoretto, insomma sappiamo, questo ampio e ricco avanzo di amministrazione, che peraltro, parliamoci chiaro, è una delle ragioni per cui questo governo resta in piedi e resterà in piedi fino all'ultimo. Bene, si potrebbe utilizzare per esempio anche per fare fronte a questa emergenza, che è quella che i siciliani sentono di più in questo momento. Se non vogliamo sempre, come dire, stare lì a dimostrare in maniera
anche, come dire, beffarde, che la politica sta da una parte e la società reale sta da un'altra. Senti Emanuele, ti faccio una domanda che farò anche agli ospiti durante la trasmissione. Nel 1987 l'Italia votò contro il nucleare, oggi voterebbe ancora contro il nucleare, secondo te? Secondo me no. Secondo me no, per una serie di, diciamo, per una serie di ragioni. Secondo me anche l'approccio ideologico a questo tema è cambiato. Secondo me anche la maggiore conoscenza delle tecnologie ha fatto cambiare anche idea all'opinione pubblica. Secondo me quello del nucleare è sicuro e, diciamo, è un argomento che si può tranquillamente affrontare, che credo che anche davanti alle, come dire, alla situazione di questi giorni, insomma, è un argomento che deve tenere banco e che d'altronde sta già tornando a riempire le pagine dei giornali, insomma, è comunque l'informazione. È tornato di dibattito. Allora, grazie Emanuele Lauria, direttore del quotidiano La Repubblica. Noi invece ci fermiamo, dopo la sigla comincia il dibattito. Caro tutto, carburante a peso d'oro, ma c'è un non detto che in queste settimane non vi hanno raccontato e che cercheremo di spiegarvi noi e che riguarda appunto tutta questa oscillazione dei prezzi. E la politica c'entra sempre. Dopo la sigla. Adesso rientriamo in diretta, dopo Emanuele Lauria abbiamo raccontato la settimana, insomma, della Sicilia. Adesso entriamo in diretta e approfondiamo il tema che abbiamo già anticipato. Oggi parliamo di caro carburanti, caro energia, caro tutto, perché ovviamente questa impennata dei prezzi dell'energia si è portata dietro ovviamente tutti i beni di prima necessità dei siciliani e come sempre dei siciliani, degli italiani ovviamente, ma dei siciliani in particolare, perché noi paghiamo il prezzo del carburante più alto d'Italia. Adesso cercheremo di spiegare anche questo passaggio, perché oggi l'approfondimento è anche tecnico ovviamente. In tutto questo approfondimento tecnico vi anticipo già che la politica ha anche le sue colpe. Allora vi presento gli ospiti. Alla mia sinistra il professore Marco Romano, docente di economia delle imprese, gestione delle imprese all'Università di Catania, molto noto ovviamente del punto, perché quando mi serve un parere economico tecnico io chiamo il professore Romano, che non le manda a dire a nessuno. Filippo Scerra, deputato del Movimento 5 Stelle, è tornato con noi, ogni tanto lo rivediamo. Dino Giarrusso, ciao Dino, collega, giornalista, insomma. Francesco Ciancitto, deputato nazionale di Fratelli d'Italia. Poi ho invitato oggi un collega esperto di temi di energia, Luigi Pulvirenti. Ciao Luigi. Buongiorno Luca, buon pomeriggio ai tuoi ospiti. Da 20 anni si occupa di questioni energetiche dal punto di vista appunto della conoscenza e della divulgazione. In questo senso adesso anche lui sarà utile per spiegare cosa sta succedendo in Italia. Perché? Qual è l'assunto? Intanto saluto, adesso la vedo collegata anche Francesca Briganti delle partite IVA siciliane, anche loro battaglieri su questi temi, contro l'ARERA, anche contro le authority che dovrebbero controllare e non lo fanno. Benvenuta Francesca Briganti. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Sì, è vero, anche l'Authority dice che non è così, che va tutto bene in Sicilia. Non risparmiate nessuno. Tra un po' si collegherà con noi anche Davide Faraone di Italia Viva, poi durante la trasmissione altri ospiti. Allora, l'assunto qual è? In queste settimane il prezzo dell'energia è volato, è schizzato. Energia a peso d'oro, abbiamo titolato questa trasmissione. Ma quando la situazione è andata via via stabilizzandosi, questo prezzo non è più sceso. E allora qui, insomma, ci si chiede perché, e lo hanno spiegato in tanti, ci si chiede anche di chi sono le colpe o le responsabilità in questo senso. E non tutti hanno detto la verità, o comunque tutta la verità. Oggi cercheremo di fare chiarezza anche su queste carte alla mano, come siamo abituati a fare. Allora, nel servizio di Simona Mazzoni intanto vediamo il polso della situazione, il polso della gente, i mercati, insomma la gente che convive con questa impennata dei prezzi. Poi ne parliamo in studio.
L'allarme è partito dalle associazioni dei consumatori, ma che la Sicilia sia la regione dove più si risente dell'aumento del carburante è tangibile dalle tasche degli utenti. In un solo giorno un pieno di 50 litri è aumentato di 2,45 euro secondo l'Unione Nazionale Consumatori. Rincarando il gasolio i costi si sono abbattuti anche sulla spesa e c'era da aspettarselo, mentre qualcuno parla di speculazione. Stamattina io in prima persona ho pagato il gasolio a 2,30 euro e la cosa è diventata insostenibile. Caro benzina, caro voli, caro vita, un leitmotiv che ormai accompagna il consumatore medio costringendolo a salti mortali e soprattutto rinunce per arrivare a fine mese. Mentre la crisi dilaga arriva la prima misura del governo con un bando da 12 milioni di euro per l'installazione di piccoli impianti fotovoltaici per le famiglie siciliane e che verranno erogati attraverso l'IRFIS senza click day. Una manovra contro il caro energia e gli aumenti in bolletta. A giorni si attende l'avviso. E ci lasciamo alle spalle festività pasquali con poche partenze a causa del caro voli, mentre resta l'amaro in bocca per chi non ha potuto approfittare del Sicilia Express, unico mezzo economico per chi voleva raggiungere i parenti nell'isola. Dalla benzina alla spesa, l'effetto della guerra coinvolge anche il carrello dei siciliani. Aumentando il carburante, aumenta il costo del trasporto e quindi schizza il prezzo di ortaggi e carne, oggi i più costosi nell'isola. La carne alle stelle. Non si può comprare più. I pensionati non ci stanno arrivando più a fine mese. Ma anche degli altri prodotti freschi, 1 euro in più per lattughe, finocchi e pomodori, tra 2 euro e 2,50 euro per le fragole. La cosa più banale che potrebbe essere la fragola ha un prezzo ovviamente anche al mercato stesso, c'è una bancarella da 2,50, 3, 4, io ho preso questa qui da 1 euro. E se acquistare nei mercatini riunali potrebbe sembrare più conveniente, anche qui si fanno bene i conti. La gente compra come su al nord, un peperone, una melenzana, quando prima con 1 euro davamo 4 melenzane, una cesta di peperoni. Bollette, carburanti, voli e spesa alle stelle. E i ribassi? Quelli ancora possono attendere. Allora, partiamo da Ciancitto, che rappresenta insomma il partito di maggioranza relativa, il partito della Premier Giorgia Meloni. Devo dire, il governo ha cercato di mettere una pezza intanto sul carburante, no? Tagliando le accise. Diciamo, adesso entriamo nel discorso anche accise tra un attimo, però insomma quello si è trovato e là è intervenuto. Ha prorogato diciamo, il taglio delle accise fino a inizio di maggio, però sembra che questa sia una misura come dire, evanescente, perché gli aumenti hanno già mangiato il risparmio che sarebbe dovuto arrivare da questo taglio delle accise. Abbiamo visto poi a cascata, aumentando il carburante aumenta tutto. Allora, il governo ha fatto 2 provvedimenti, uno che già è legge, il decreto legge bollette, che era già stato varato prima della crisi del Golfo, che mitigava a ridurre il costo dell'energia elettrica fondamentalmente per le famiglie meno abbienti, e questo già è legge del primo provvedimento che era già stato, come ho detto prima, varato prima della crisi del Golfo. E poi sono stati varati i 2 provvedimenti, i 2 decreti legge che abbattono i 25 centesimi l'accise. Faccio un esempio banale che è riportato da tutti i giornali italiani: i francesi vanno a fare benzina a 20 miglia perché l'accise non c'è e costa meno. Oggi il diesel costa meno in Italia piuttosto che in Francia. Quindi il provvedimento ha messo su dei provvedimenti che altri stati europei non hanno fatto. Chiaramente la crisi è importante. Bisogna sbloccare la crisi, come ha detto Giorgia Meloni, è lì l'anello. Quello che sta facendo l'Europa, il governo italiano, tedesco, inglese, francese, è quello di cercare di mediare. Qua non è il problema di schierarsi da una parte, qua devi mediare per riportare la pace e far sì che... Non c'è dubbio, anche perché anche in un contesto di politica internazionale che ovviamente è impazzito. Perché, insomma, ogni giorno non è che poi, perché purtroppo da un punto di vista energetico l'Europa dipende da altri, e senza la sicurezza energetica non c'è prospettiva di lavoro, non c'è prospettiva economica, non c'è libertà, perché senza l'energia, la benzina non ti puoi muovere, non puoi essere libero di fare le tue scelte, non sei libero di niente. Quindi è un tema veramente molto caldo, che non è solo un tema di politica nazionale, secondo me è più che altro un tema di politica internazionale, e per questo va affrontato. E anche i viaggi che il Presidente del Consiglio ha fatto in Algeria, prima di tutto per il gas, perché le nostre centrali elettriche sono fondamentalmente a gas, anche se abbiamo
l'idroelettrica e quelli a carbone, però lì stiamo intervenendo. E anche il fondo aperto con l'Europa per il sistema ETS, che magari poi parleremo successivamente. Allora, il famoso stretto di Hormuz smista il 20% del fabbisogno, diciamo, occidentale. Non vuol dire che questo 20% arrivi in Italia, è una percentuale piccola, eppure stiamo subendo ovviamente tutti questi disagi. Scerra, voi siete di posizione totalmente opposta, sia perché siete opposizione, ma sia perché secondo il vostro ragionamento qui si doveva fare e si poteva fare di più. Sì, il discorso stretto di Hormuz è abbastanza complesso, qua stiamo parlando di un mercato globale, è ovvio che anche uno stretto in cui passa il 10-15% poi influisce su tutto il mercato e i prezzi se schizzano per tutti, questa è la realtà, e quindi schizzano anche automaticamente per l'Italia. È ovvio che se parliamo del governo, io non voglio sempre infierire su questo governo che veramente ne combinano di tutti i colori ogni giorno, quindi vorrei essere oggi un pochettino più moderato e tranquillo, però come si fa a dire che questo governo ha fatto qualcosa contro il caro carburanti? Noi dobbiamo semplicemente ricordare quello che doveva fare Giorgia Meloni e quello che effettivamente ha fatto. Lei ha detto che doveva tagliare le accise, vi ricordate la famosa scena al distributore di benzina? Dopo che ha detto quella cosa, di fatto hanno tagliato il taglio delle accise, cioè hanno eliminato il taglio delle accise che c'era prima del governo Meloni, perché prima erano state tagliate le accise. È vero, perché è stato riequilibrato il prezzo. Perché è stato riequilibrato con un imposto dall'Europa, da un accordo firmato già prima da altri. Dobbiamo dire tutte le cose. Aspettate, sì, stavo parlando io. Quindi qual è il punto? Se si ha liquidità, se si ha la voglia di fare le cose, al di là del fatto di quello che avevano fatto quelli di prima, se Giorgia Meloni vuole tagliare le accise, le tagli. Siccome non le ha mai tagliate, adesso ci ha messo 25 centesimi che sono stati assolutamente controbilanciati e superati dall'incremento del prezzo del Brent. Quindi, di fatto, Giorgia Meloni e il governo Meloni, per alleviare le sofferenze degli italiani, quantomeno riguardo al caro carburanti, non ha fatto nulla. Poi, se vogliamo parlare delle altre problematiche economiche che affliggono gli italiani, ne possiamo parlare, ma anche là dovrei infierire sul governo, perché da nessuna parte ne hanno azzeccata una. Abbiamo una crescita dello 0,4% nel 2026, una crescita dello 0,5% nel 2025. Siamo il paese fanalino di coda in Europa per crescita. Abbiamo 3 anni consecutivi di crollo della produzione industriale. Gli italiani, giustamente, perché quello di cui stiamo parlando, cioè il caro carburanti, si ripercuote sul carrello della spesa, perché lo diceva il servizio, se il gasolio costa di più è ovvio che poi costano di più le patate, costano di più le pere, eccetera eccetera. Ciò che significa che il governo Meloni non ha fatto nulla per aumentare il potere d'acquisto degli italiani, che in questi anni è sceso. Signori, io al posto del governo Meloni di economia non parlerei. Ora stiamo parlando di caro carburanti, dobbiamo parlarne, e diciamo che il sistema è molto complesso. Non voglio arrivare i trattati che sono stati sottoscritti da parte di Giorgia Meloni a livello europeo e a livello di sede NATO, perché sennò ci perdiamo di casa. Il patto di stabilità e crescita che è stato sottoscritto da Meloni, ora addirittura invocano la sospensione del patto di stabilità. Ma signori, ci stiamo prendendo in giro, 1 anno e mezzo questi vanno a sottoscrivere. Gli italiani, devo dire, questa posizione ce l'hanno sempre avuta all'interno. Ho capito, ma 1 anno e mezzo fa Giorgetta e Meloni sono andati in Europa a sottoscrivere il patto di stabilità e crescita, e ora in tutti i telegiornali Meloni e Salvini dicono che bisogna sospendere. Se non l'avessimo sottoscritto eravamo anti-europei. Siccome l'abbiamo bisogna anche essere questo perché è importante che si abolisca o si modifichi il patto di stabilità e crescita in questa fase, perché ci sono i cordoni delle finanze italiane che sono ristretti proprio per questo patto e per questi vincoli che sono asfissianti per un paese che ha un debito elevato come l'Italia. Allora in questa fase avremo bisogno di una politica un po' più espansiva che permetta quantomeno di spendere maggiormente. Questo non lo possiamo fare sempre per colpa del governo Meloni. E questa però è la cornice. Adesso entriamo dentro i temi, perché poi la gente dice, ma ora dico belle parole di tutti, no? Dino, belle parole, professore Romano, Luigi, però dice il carburante, in questo caso il diesel, che è quello che è aumentato più della benzina, è aumentato di 50-60 centesimi nel giro di pochi giorni, e adesso scende lievemente 1 centesimo al giorno, se va bene. Ma perché succede questo, professore Romano? Allora, questo è il cosiddetto fenomeno del razzo e della piuma. Incrementiamo i nostri prezzi, vediamo incrementare i nostri prezzi a razzo, e poi il prezzo scende lentamente come se fosse una piuma. Le motivazioni che hanno portato, che portano in alcuni mercati l'emergere di questo fenomeno sono fondamentalmente 2. Le caratteristiche strutturali del mercato, in questo caso della distribuzione dei carburanti, e il comportamento nostro, dei consumatori. Se inquadriamo questo fenomeno da entrambe le prospettive,
potremmo iniziare a capire come mettere mano, per dirlo in modo molto semplice, a questo fenomeno. Quindi da una parte dovremmo provare a capire come questo oligopolio possa essere realmente allentato nella pressione, nel potere, anche l'autorità garante per la concorrenza, cosa forse non nota a tutti nel luglio del 2023. Aspetta, facciamo un piccolo inciso, perché ovviamente noi come paese abbiamo le nostre authority che controllano, no? Laddove ci sono delle violazioni però con di sanzioni irrisorie. Eroga delle Il sanzioni. professore lo sa, sono sanzioni irrisorie, quindi poi di fatto l'antitrust è questo però, diciamo, lasciatemelo dire, ovviamente è quella l'antitrust è l'autorità a cui ha sempre fatto appello questo governo, proprio nel momento in cui sono state tagliate le accise, quindi per 2 volte negli ultimi giorni, a controllare e laddove si verificano violazioni a sanzionare. Però che succede? Diciamolo in maniera molto, molto spicciola. Questi guadagnano, come le compagnie petrolifere, guadagnano un mare di soldi, quindi se gli fai una multa è come se gli fai il solletico. La sanzione è stata comminata a settembre del 2025 di 936 milioni 400 mila, ma 1 miliardo quasi 1 miliardo alle principali compagnie, quindi comprendiamo quant'è 1 miliardo? Quante finanziarie? Comprendiamo tutti quanto è il fatturato, esatto, comprendiamo tutto in quanti giorni, quanto incide. Allora il tema però, se mi posso permettere, è che è una novità che l'autorità garante per la concorrenza abbia realizzato uno studio così estensivo e puntuale. In questo, come autorità terza, è una fonte autorevole. Dico, quando sono stato invitato mi sono documentato e si apprezzano tanti elementi. Dice professore, non tanto per la sanzione che esatto. poi è irrisoria, quanto per il percorso per la fotografia. La fotografia che parla, che fotografia lascia? Esatto, si parla al governo. I tempi non sono quelli della legge universitaria. Si parla al governo. Ma guardate, si riconosce pure l'autorità garante, che è tipicamente ha un approccio economico, quindi macroeconomico, riconosce anche il nostro comportamento. Cioè hanno fatto un questionario, un survey con un certo numero di clienti per capire il comportamento, ed è la parte secondo me più interessante, che magari vorrò spiegare successivamente, che dovremmo tutti condividere. Cioè c'è un orientamento comune e diffuso a individuare un prezzo focale e a rimanere nella percezione del cliente, del consumatore, allineati a quel prezzo. Quindi le compagnie sanno bene che il prezzo focale che matura ad un certo punto è un po' più alto e la nostra percezione rimane legata a quella, e quindi l'abbassamento avviene progressivamente e poi non si abbassa più. E il problema è il pane, no? C'è il prezzo del pane che schizza e consentiamo, come il cioccolato, come tanti altri prodotti. Allora professore, quella è la cosiddetta soglia psicologica superata abbondantemente, la soglia psicologica dei 2 euro al litro, diciamo superata abbondantemente nel caso del gasolio. Luigi, allora qui stiamo andando anche oltre ovviamente, perché adesso, come abbiamo visto, il problema è anche per il carburante, il cherosene degli aerei, e adesso cominciano i guai per noi che paghiamo anche prezzi carissimi di biglietti aerei. Ma diciamo sul jet fuel c'è da fare un discorso secondo me a parte, perché il fabbisogno italiano è circa 5 milioni di tonnellate annue. Di queste il 50% viene raffinato in Italia, una parte significativa tra l'altro viene raffinata qui vicino nel polo industriale di Augusta, zona tra Raffineria Italiana e GOI. Quindi ci sta che uno si incavoli, no? Ma in realtà diciamo perché poi la dinamica di formazione dei prezzi segue una logica che non è necessariamente quella della prossimità territoriale con l'impianto di produzione o con l'impianto di raffinazione. Lì Poscera sotto casa c'è la Lukoil. Altri 2 milioni di tonnellate jet fuel noi le importiamo dagli Stati Uniti, dalla Turchia, da altri paesi del Medio Oriente che non sono direttamente collegati con lo stretto di Hormuz. Soltanto 500.000 di tonnellate invece derivano direttamente dallo stretto di Hormuz. Questo cosa vuol dire? Che in questo momento diciamo, l'impatto della chiusura dello stretto di Hormuz sul jet fuel è certamente, ad esempio, molto meno rilevante rispetto a quello che accade per il GNL. Il Qatar è il secondo esportatore in Italia di GNL dopo gli Stati Uniti. Edison ha un contratto, diciamo, con la Qatar Energy per
6 miliardi di metri cubi l'anno, che sono circa il 10% del fabbisogno nazionale. Quindi ad oggi non c'è un problema, diciamo, immediato sul jet fuel. Ma cos'è? Terrorismo psicologico? No, in realtà, diciamo, ci sono due questioni. La prima, che riguarda gli aeroporti siciliani, ecco, il fatto che ci siano delle raffinerie di prossimità in qualche modo significa che l'impatto che ci sarà, se la situazione dovesse permanere, comunque sarà più contenuto. La seconda è che a livello internazionale c'è oggettivamente una carenza della molecola, no? Quindi c'è una diminuzione della domanda, che è un po' il discorso che avete anche fatto per i carburanti, al quale non è corrisposta una diminuzione dell'offerta, perché da un lato la gente ha necessità ancora di fare il pieno, dall'altro lato i provvedimenti che sono stati assunti, ad esempio il taglio delle accise, non vanno nella direzione in questo momento di riallineare la domanda ad un'offerta che è diminuita. No? Allora perché... Luigi, fermo lì un attimo, fermo lì, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità. La regia diciamo, ci ha subito procurato il video di Giorgia Meloni che taglia le accise, lo faremo vedere con buona pace di Cencitto, che l'avrà visto 100 volte, l'avrà commentato 100 volte difendendo Giorgia Meloni, no? Perché fa questa faccia? È diventato serissimo, la guardo, è uno sorridente, non è un fotomontaggio, è diventato... Però aspettate, perché noi come Regione Sicilia, e qui ci vuole Francesca Briganti delle partite IVA che battagliano, poverini, con un computer, si mettono là, scrivono bolli, carte bollate, cose eccetera, fino a quando non gli rispondono e poi però rimane tutta lì, teoria. Francesca Briganti adesso, Francesca, è vero che noi potremmo anche non subire, ma non perché lo dico io, Francesca Briganti o Filippo Scerra o Francesco Ciancito, potremmo anche non subirlo questa crisi, no? Certo che non dovremmo, perché voglio dire, l'insularità che cosa è rimasta? Solo un bel passaggio sulla Carta Costituzionale, basta, dal 2021 in poi. Ferma lì. Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo da Francesca Briganti. Rientriamo in diretta. Allora, Francesca Briganti, perché noi siamo, risaluto gli ospiti perché rientriamo dalla pausa pubblicitaria, Francesco Ciancitto, deputato nazionale di Fratelli d'Italia, con noi in studio, il collega ex europarlamentare Dino Giarrusso, il professore Marco Romano dell'Università di Catania, economista dell'Università di Catania, Filippo Scerra, parlamentare, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, e il nostro Luigi Pulvirenti, collega giornalista che si occupa appunto di tematiche che riguardano l'energia. Allora, stavo andando prima da Francesca Briganti dell'associazione Partite IVA, perché loro come associazione, ci sono un sacco di associazioni sui territori che lavorano e studiano soprattutto, perché molto spesso anche le nostre classi dirigenti riescono a studiare, quindi ci sono tutte queste associazioni che studiano le materie. Loro si occupano di energia da un sacco di tempo, si occupano di temi che riguardano anche, l'ho detto prima Francesca Briganti, l'insularità e tutti i benefici che potrebbero arrivare. Ora la dico lì dallo statuto perché poi sembra che sia una cosa talmente astratta da non risultare più credibile, però in realtà ci sono dei rapporti che la Sicilia ha con lo Stato e che dovrebbe in alcuni casi rivendicare, che potrebbero essere utili soprattutto in questi momenti di crisi, no Francesca Briganti? Sì, certo. Allora, noi come associazione, come coordinamento regionale dell'Associazione alle Partite IVA Italia, abbiamo iniziato questo lungo percorso a gennaio del 2025. Abbiamo redatto uno studio sui costi, sui differenziali di costi energetici tra noi e tutto il resto del continente, quindi non è un problema solo all'interno del territorio nazionale. E ci siamo rivolti al garante della concorrenza, per ricollegarmi al discorso di prima. Però sembra che il garante, nonostante il nostro centro studi abbia prodotto una serie infinita di prove, sostiene, come ha sostenuto il Ministero dell'Ambiente
poi l'ARERA e anche la Regione, che va tutto bene, non esiste nessun problema del caro energia in Sicilia. Questo sarebbe ancora andrebbe discusso diversamente. Avrei voluto, mentre c'è l'onorevole Ciancitto, discuterlo in commissione insularità, ma dalla segreteria della commissione mi dicono che non sono interessati ad ascoltarmi. C'è un problema così grave che affligge le imprese siciliane e i cittadini siciliani, però la commissione non mi vuole udire, chissà come mai, e lo faccio sapere a lei mentre che è in studio, magari può capire perché la commissione non è a conoscenza non mi della sua sentire. istanza, mi farò portavoce presso il presidente onorevole Calderone. Per favore. Francesca Giganti, che cos'è questo documento, questa relazione che noi abbiamo e che facciamo vedere, una delle prime carte che produciamo oggi? Che cos'è? Ce la spieghi lei questa carta dove abbiamo evidenziato l'accordo, diciamo, che c'è tra, eccolo qua, tra la Regione Siciliana e lo Stato. Questo è bellissimo. Allora vi faccio fare un piccolissimo passo indietro nel tempo. Siamo all'epoca del governo Musumeci, così come dicono le dichiarazioni dell'ex assessore Armao. Dopo una serratissima trattativa con lo Stato decide di retrocederci, quindi il termine tecnico è retrocederci, 9 miliardi di accise. Queste 9 miliardi di accise servirebbero a pagare la sanità ai siciliani, giusto? E a rendere una da utilizzare sanità come meglio di crede. tutto rispetto. O da utilizzare come meglio si crede. No. Le accise devono essere utilizzate per la sanità. Ecco che cosa è successo. Se lei fa vedere di nuovo lo stiamo vedendo. Abbiamo evidenziato. Se lei ben vede, la Corte Costituzionale, la sentenza 62 del 2020, bacchetta sia lo Stato e sia la Regione, perché lo Stato non ha rendicontato le uscite, cioè da dove doveva prendere queste 9 miliardi, che poi, voglio dire, semplicemente dalle 9 miliardi di accise, dal conto delle accise, e la Regione non ha rendicontato invece qual era poi la finalità di utilizzo di queste 9 miliardi di accise. E il buon Schifani, con tutto il rispetto ovviamente, appena fresco di elezione nel dicembre del 2022, li regala allo Stato senza colpoverire, che è una cosa gravissima, in cambio di 200 milioni. Invito tutti gli esponenti politici non solo a fare una riflessione, ma a discutere seriamente di quello che sono le sorti della nostra regione. 9 miliardi di accise permetterebbero di curare i malati siciliani non solo a livello di eccellenza, anche di più. Avremmo potuto mantenere il centro di Taormina, la cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Stiamo sul tema però, Briganti, aspetti un attimo, perché si liberano, vabbè, diciamo, lasciamo la sanità da parte, perché sennò, diciamo, qua poi entriamo in un'altra diciamo, libererebbero risorse, andrebbero alla sanità e poi libererebbero risorse da utilizzare per altre cose. Stiamo parlando di somme importanti, no, Dino Giarrusso? Allora, posso fare un riassunto della situazione, perché abbiamo parlato in termini anche un po' tecnici, anche Luigi ha detto una cosa giusta, non so se tutti l'hanno capita. Adesso parliamo di cose semplici. La gente che va a fare benzina nella macchina o per spostarsi, per andare a lavorare, per andare a pigliare i figli a scuola o per trasportare merce per chi lavora, ok? Paga di più e quindi da qualche parte deve prendere questi soldi in più che sta spendendo, paga molto di più. Io ricordo, non 1000 anni fa, non in una dittatura, ma nella democrazia italiana, che fino agli fine anni 80 credo, il prezzo della benzina e del gasolio era imposto dallo Stato a tutte le pompe, non si discuteva, quello era perché era un bene di prima necessità che regola i prezzi di altri beni e non mi sembra, caro professore, no, poi ne parliamo, non facciamo un dibattito adesso, mi faccia finire, però non mi sembra una cosa sbagliata. Inoltre è bene sapere che la famosa autonomia siciliana che permette di fare assunzioni senza concorso, di dare ai portaborse un posto di lavoro e una serie di porcherie che vengono fatte nella regione siciliana all'ARS e nei vari addentellati dell'ARS, anche cose belle ma anche porcherie, permetterebbe ai siciliani di pagare meno la benzina, potenzialmente. Lo sapete questo? Mi auguro che tutti lo sapete. Sì. Ok. C'è una regione italiana, chiedo scusa, c'è una regione italiana che è la Val d'Aosta, dove la benzina costa un po' meno perché loro utilizzano questa opportunità che hanno nel loro statuto speciale, come noi abbiamo uno statuto speciale, che non utilizziamo per le cose buone e utilizziamo spesso per cose meno buone. Allora qui c'è un problema politico. Non è un problema semplicemente economico, o meglio, è un problema economico legato a scelte politiche, così come, perdonatemi, la parola del futuro per me è sostenibilità.
Sostenibilità non significa tutelare l'ambiente, significa avere una società più sostenibile. Noi oggi di cosa stiamo parlando e qual è il guaio degli italiani? Poi chiaramente si attacca il governo, si attacca l'opposizione, per carità, ognuno fa il suo mestiere, ma per un problema, per una guerra unilaterale fatta da Trump, loro dicono chiudiamo quello stretto e mezzo mondo, se non tutto il mondo, ne subisce le conseguenze. Questo significa che quella situazione non è sostenibile. Noi potremmo essere molto più indipendenti dal punto di vista energetico. Qui siamo nel campo delle ipotesi. No, non è il campo delle ipotesi. No, perché la politica se io ti faccio una domanda, Dino, sì, oggi saresti favorevole, rispondendo a quel famoso referendum del 1987, nucleare sì o no? No, nucleare no, perché non è un'energia pulita. Io investirei molto di più in solare ed eolico, anche che in Sicilia il sole non ci manca. Su altri livelli. Siamo su altri livelli. No, però scusami, però voglio finire. Il dibattito sul nucleare, prego, fai. No, ma il nucleare è stato bocciato dagli italiani, generazione che al momento non mi risulta democraticamente. Prima che noi costruiamo queste centrali, piccole centrali o grandi centrali che si vogliano, abbiamo bisogno però poi ce l'abbiamo al confine col Piemonte e la Valle d'Aosta, abbiamo tutta una serie di centrali. Però scusami Luca, voglio concludere il discorso. Si può attaccare le scelte governative, è chiaro che c'è un problema di politica internazionale ed è chiaro che anche chi dall'Italia ha sostenuto Trump non credo immaginasse che Trump fosse così matto, perché si sta comportando in maniera grave. Anche i repubblicani in America sono preoccupati, sta cambiando gli equilibri del mondo con scelte che sembrano i capricci di un ragazzino, perché questo è un fatto che perché quella pompa che vi mette il gasolio a 2,30, come diceva il signore nel servizio bellissimo che avete mandato in onda, deve quel problema anche alle scelte di Trump e poi alle speculazioni, l'ha spiegato il professore con dolcezza. È qui che io voglio arrivare. Attenzione, perché poi io voglio tornare il governo però perché al governo sistemi mi interessa poco, bravo, interessiamo il concreto. Io voglio capire qual è la risposta al telespettatore che ci sta seguendo da casa, dice ma io perché vedo schizzare questo prezzo della benzina e non lo vedo più scendere? Perché non si può bloccare quella cosa, al di là del taglio delle accise, perché non si può imporre come in un avessimo chiesto lo statuto? Giusto, 9 miliardi già sarebbero stati un po'. Anche perché ricordo che parte del taglio delle accise viene pagato con tagli alla sanità. Io vorrei dire un'altra cosa, con circa 90 milioni di tagli alla sanità. Il professore Romano, perché forse non tanti lo sanno, ma in Sicilia, più che nel resto d'Italia, esiste il cosiddetto sistema, in maniera accentuata, il cosiddetto sistema delle pompe bianche. Cosa sono? No logo. Sono distributori indipendenti che non appartengono alla filiera delle grandi compagnie che hanno un grado di integrazione massima, cioè dalla ricerca all'estrazione, alla raffinazione e alla distribuzione, Exxon, no, Luigi? Kuwait, eccetera, e che hanno la possibilità di comprare dalle stesse, come dire, dagli stessi grossisti, delle stesse, diciamo di fatto sono soltanto questi produttori di carburante, e distribuire autonomamente, in modo indipendente. Quindi, facciamo un esempio. Shell si compra le pompe di benzina e vende il carburante Shell Oil. Lo stesso fa Ciancitto, dico così non facciamo differenza. Lo stesso lo vende a un prezzo maggiore. Ciancitto però c'ha i distributori anche a Paternò. A Paternò decide di mettere un prezzo, a Catania decide di metterne un altro, a San Giovanni La Punta o a Palermo decide di mettere un altro prezzo, perché secondo il suo studio di settore capisce che da una parte può guadagnare di più, dall'altra può guadagnare al massimo quello. Allora, questa è così? Classica multi-point competition, si spiega con la competizione di natura spaziale, così come le rotte aeree, così come la distribuzione, i punti vendita. La competizione è determinata anche dalla presenza di... Ma qui sorge... Ma se il prezzo fosse imposto dallo Stato, professore, non sarebbe meglio? Faccio una domanda. Faccio una domanda. Se il prezzo non fosse imposto dallo Stato come era una volta... Anche come il pane, la liberalizzazione. Cioè, è stata la liberalizzazione, è stata una scelta che... Non sarebbe meglio per i consumatori? Allora, è una scelta politica. Allora io, come lo dicevamo prima chiacchierando, posso dare, come dire, alcuni riferimenti da analista, poi la politica delimita e dà un perimetro diverso. È un periodo di crisi, capisci? È una risposta alla crisi. In alcune categorie merceologiche in passato avevamo il prezzo calmierato, il prezzo imposto. Volevo aggiungere sulle cosiddette pompe no logo che c'è un altro problema che viene rilevato sempre dall'autorità garante, un fenomeno di una crescita esponenziale
spesso l'appartenenza anche agli stessi distributori che sono comunque legati al franchising, quindi lo stesso imprenditore locale che è in franchising con le grandi compagnie ha anche delle pompe no logo e quindi ha la possibilità di giocare appunto territorialmente in termini di prezzo, perché quei pochi centesimi sono margini. Io faccio il conto economico, classico conto economico di canale, conto economico di punto vendita, conto economico di categoria merceologica, conto economico della benzina e del diesel, che sono due prodotti diversi, che hanno un comportamento nella loro dinamica diversa, perché le funzioni non necessariamente sono sovrapponibili, no? In base alla natura dell'utilizzo dei clienti. Quindi per chiudere rispettare i nei trasporti, spieghiamo esatto, per i trasporti. È un bene che oggettivamente sta causando problemi perché è proprio utilizzato genera ricadute, perché modifica la struttura dei costi nella produzione di tutta un'altra serie di beni e servizi. Certo. Per concludere, la cosa che voglio sottolineare, anche l'autorità garante la sottolinea, è che questo fenomeno spesso è un fenomeno, ahimè, opaco, dove si nascondono problemi che sono stati già rilevati dalle forze dell'ordine, dinamiche di elusione o dinamiche, diciamo, di trattamento. Questa cosa la scrive di riciclaggio l'autority. E di riciclaggio l'autority. Così come l'autority dice, auditi in Parlamento, abbiamo spiegato che il meccanismo di riduzione delle accise mobile, ora non entro nel dettaglio, ma è stata una dinamica mobile, rispondo, che ha equiparato per le indicazioni alla stessa accisa, quindi di fatto danneggiando chi compra gasolio, perché c'è il diesel è aumentato, è stato... L'accisa sulla benzina è aumentata quello. Esatto, perché è stato allineato, non corregge realmente l'effetto, perché c'è questo effetto del 60% di tassazione, tra l'altro c'è la doppia tassazione, calcolato l'accisa e ci calcoli l'IVA sopra. Calcolato l'accisa. Cosa bisognerebbe fare? Ma non stiamo spiegando una cosa, però. Bisognerebbe modificare. Le compagnie speculano, professore, bisogna dirlo, le compagnie speculano. Lo sta dicendo, non l'ha detto il no, ma l'ha detto con delle parole che io gli voglio bene, perché l'ha detto con le parole dell'antitrust. Professore, dobbiamo dire ai cittadini, le compagnie vi stanno fregando. Giorgia Meloni ci ha messo una toppa abbassando le accise, non è bastato, punto. Se posso, ma poi se voi avete il governo notato, dovrebbe fare caro Ciancito, il pugno duro dovrebbe sbattere. Se voi avete notato, professore, c'è una differenza se lei fra compagnia e compagnia. Ci sono delle compagnie nazionali dove lo Stato è azionista in cui in questo momento il diesel costa molto meno rispetto ad altre compagnie. Siamo arrivati all'altro punto. E questo è reale, quindi perché accade questo? Allora, per concludere, se posso, prego. La collusione tacita sul prezzo focale, sul prezzo percepito come prezzo alla fine accettato dal consumatore, è il punto. Quindi dovremmo riuscire con appunto la fornitura di risorse di distributori che sono in parte o in toto di proprietà dello Stato, dovremmo riuscire a spezzare quest'accordo collusivo tra chi offre il prodotto. In tempi brevi. Ma dovremmo anche spiegare, e la tecnologia ci aiuta, abbiamo degli strumenti di confronto dei prezzi anche digitali, dovremmo spiegare ai nostri clienti di attrezzarsi, di essere... Sono anche delle app. Sono anche delle app. L'offerta prezzi, c'è un'app però è se prevista poi per legge. tutti, se non c'è il controllo, ovviamente. Esatto, però io voglio chiedere Ciancito, lo chiedo a lei, poi si faccia portavoce anche delle mie richieste in questo caso, che penso siano richieste di molti telespettatori. Ma piuttosto che combinare delle multe, abbiamo visto questi hanno messo 1 miliardo di multe alle compagnie. È una delle più alte nella storia. Una delle più alte nella storia. Praticamente 2025. Sì, 2025, una delle più alte dell'autorità garante. Praticamente è come fare il solletico all'elefante. Non si può pensare di introdurre un altro tipo di sanzione, che ne so, la chiusura per un tot periodo di tempo delle attività o di quella distribuzione, eccetera. Cioè non si può lavorare anche in questo senso. Secondo me con le sanzioni più dure probabilmente c'è meno tentazione a... Ci vorrebbe secondo me un controllo maggiore da parte della Guardia di Finanza per le singole compagnie aeree, nei singoli distributori, perché anche fra distributore e distributore appartenenti alle stesse compagnie c'è notevole differenza e questo è spiegabile. Io ho fatto rifornimento... Ma è spiegabile, abbiamo spiegato. La competizione locale, perché perché sono liberi. Hanno la possibilità, mi scusi se almeno un prezzo massimo lo vogliamo mettere per legge, almeno il prezzo massimo, almeno quello per legge. Posso integrare, mi perdoni se non è scortesia. È stato dimostrato,
studi dimostrano come la previsione del prezzo medio per aree geografiche più ampie, che è previsto per legge, oggi tu devi avere il prezzo di confronto, paradossalmente nel cliente, studi di comportamento del consumatore, quindi ritorniamo anche al ruolo nostro, ingenera, ahimè, tolleranza. Esatto. Genera tolleranza. Ingenera una percezione errata, perché ti porta alla, come dire, alla convinzione che questo è il prezzo, diciamo, generalizzato. No? E questo aspetto, proprio perché c'è questa collusione, questo allineamento, questo aspetto depotenzia l'alertness, l'allerta da parte del consumatore nel verificare se quel prezzo è congruo, e quindi che lo Stato sbarra le... Quello che dice Giarrusso è vero, ma io faccio un esempio banale. Io ho messo il diesel nella mia vettura lunedì di Pasqua, guardando alcuni distributori era 2,20 euro, 2,18 euro. Eni era 1,99 euro. Quindi c'era 20 centesimi di differenza e corrisponde a un 10% in più. Allora, perché Eni è una di quelle compagnie perché Eni è una di quelle compagnie che si allinea. Allora, c'è da vedere che cosa, ci sono compagnie che si allineano, ma anche i consumatori dovrebbero stare attenti, perché la percezione non è quello che vendono il costo del diesel è 2,20 euro a tutte le parti, ci sono posti dove è 2,05 euro. Ho visto 2,50 oggi a Ragalna. Sì, però sembra una giungla, e questo, no? La sensazione, la sensazione è che questa incertezza. Quindi anche quello che ha detto il professore è reale, il consumatore deve essere più attento, deve analizzare meglio, perché si adegua a 2,20 euro, a 2,20 euro. Allora, io però penso che quando c'è una situazione così, è la politica che deve prendere decisioni più rigide, perché c'è una situazione di emergenza mondiale che ci causa questi problemi. Allora, fermo là un attimo, perché dobbiamo andare in pubblicità. Luigi, non so se tu volevi aggiungere qualcosa. Sì, però magari dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità. Allora facciamo vedere il video della Meloni, dai, che almeno sorridiamo un pochettino, dai. Allora rientriamo in diretta. Ci abbiamo una serie di argomenti che per approfondire questa... Che c'è? Il video della Meloni. Sì, il video della Meloni. C'è Russo. Voglio vedere. Ma io non voglio... L'hai lanciato. L'abbiamo chiamato. Era che anno era? 2019, no? Fa finta di... 2018. Che in effetti, diciamo, era un video... Ora, sfido chiunque a non dire che questo video, adesso lo vediamo, non aveva ragione Giorgia Meloni, insomma nel suo racconto era perfetto, il problema è che è rimasto così anche oggi, 2018, il video della Meloni. Buongiorno, fa 50, grazie. Ecco 50. Soltanto 15. Come solo 15? Gli altri deve dare al mio socio. Al socio? E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo, noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato. Chi poteva dargli torto, insomma, no? Davvero. Adesso probabilmente è ancora peggio, perché insomma aumentate le accise, aumentate il costo del carburante. Dobbiamo anche tenere in considerazione che dal 2018 a oggi è cambiato il mondo. È cambiato il mondo, no? Cambiato il mondo. Giusto. Diciamo, solo in politica economica italiana, europea, internazionale, il costo delle materie prime, la ridistribuzione della ricchezza a livello mondiale, un ordine mondiale totalmente diverso. Quindi quello che tu pensavi di fare nel 2017 non lo puoi fare perfettamente oggi nel 2025-2022, perché le condizioni sono totalmente diverse, no? Non c'è dubbio che, come dice il professore Giarrusso, il tutto va regolamentato, perché se continua questo trend di aumenti di costi va regolamentato il tutto, perché sennò sfugge tutto di mano. Allora, Luigi Pulvirenti. Ma diciamo alcune cose su quello che è stato detto, no? Sicuramente il fatto che nel sistema di distribuzione dei carburanti in Italia un ruolo importante viene giocato dai, come hai detto tu, i cosiddetti punti bianchi, quindi le
le compagnie indipendenti, non le major, per intenderci, incide, ma incide anche un altro aspetto che riguarda sempre la rete di distribuzione, che è la più frammentata d'Europa. Cioè noi pensiamo che in Italia abbiamo 22.000 pompe, è uno studio di UNEM pubblicato a ottobre dell'anno scorso, che è il doppio delle pompe esistenti in Germania, in Italia abbiamo meno macchine rispetto Luigi, scusami, questo che significa in termini pratici? Questo significa che poi quando c'è una frammentazione così grande delle reti di distribuzione, voi pensate che l'erogato medio di un punto di distribuzione in Italia è meno della metà dell'erogato medio in Europa, significa che una parte dei costi di questa frammentazione si scaricano sul prezzo finale della benzina. Così come è anche giusto ricordare che il prezzo del carburante non viene fatto in raffineria, ma ci sono una serie di passaggi dalla raffineria poi alla rete di distribuzione che concorrono a determinare poi il prezzo del Spiegali. Se qui c'è la distribuzione, c'è la logistica, il carburante viene trasportato via nave, viene trasportato via camion, ovviamente sono cose molto diverse. Così come forse è giusto fare anche un riferimento ad una considerazione giusta che sarà fatta. La benzina che viene venduta oggi è stata quella che è stata raffinata 2 mesi fa, quindi o subito dopo lo scoppio della guerra o addirittura prima dello scoppio della guerra, quindi con un prezzo del greggio che era molto più basso di ora, ma viene venduta ai prezzi di mercato, quindi viene realizzato quello che è stato definito come extraprofitto, e questo è il primo tempo del discorso. Il secondo tempo, e spiego un po' per quale motivo poi esistono questi extraprofitti, perché quando fra 2 mesi, ovviamente ci auguriamo che la crisi dello stretto di Hormuz verrà definitivamente superata, è anche giusto dire che ci vorranno mesi, perché qualora dovesse essere raggiunto un accordo di pace domani e lo stretto di Hormuz sminato dall'Iran entro la settimana prossima, ci vorranno almeno 60-75 giorni per tornare alla normalità. Ieri, intervistato da Radio 24, Augusto Kusulic, che è uno dei più importanti operatori nel settore dello shipping italiano, addirittura prevedeva come termine per tornare alla piena normalità a settembre. Quindi cosa accadrà? Se fra 2 mesi, mettiamo la situazione, si sarà normalizzata e quindi il prezzo della benzina alla pompa ovviamente scenderà, però sarà una benzina che verrà messa in vendita al prezzo di 2 mesi, ma il petrolio, il greggio utilizzato per produrla sarà stato acquistato al prezzo di oggi, quindi in quel caso tutta la filiera produrrà una perdita, quindi bisogna anche tenere in considerazione che non è tutto extraprofitto, cioè l'extraprofitto di oggi serve a coprire le perdite di domani quando il prezzo della benzina scenderà. Però tu sai bene, l'abbiamo spiegato anche col professore Romano, che un centesimo moltiplicato per tutto il prodotto erogato nel paese o dai singoli punti vendita o dalle reti sono numeri enormi. Ma che ci siano delle distorsioni, Luca, non c'è dubbio. Questo anche è un giorno in più o in meno che uno non adegua. Quando noi abbiamo visto, per esempio, il giorno del taglio delle accise, il Consiglio dei Ministri è entrato subito in vigore, la mattina già tutte le pompe di benzina dovevano avere il prezzo adeguato. Cioè se tu lo tieni e lo cambi il pomeriggio, già tu hai fatto un extra profitto. Luca, quando l'hanno adeguato su 20 centesimi di taglio non era 20 centesimi in meno, in media era 5-8 centesimi in meno. È questo quello che fa indiavolare tutti, no? Il problema è che questo prezzo focale piano piano cresce, il vero guadagno sta nel fatto che non lo riporti a 1,50 €, non lo riporti al valore pre-Covid, al valore Covid, perché durante il Covid, dovremmo ricordarci, era 1,20 €. E si è abbattuto perché c'era un problema di domanda, chiaramente, certo. Quindi ritornando a quel ragionamento, quando il prezzo si stabilizza, poi non è neanche il Brent, ma il prezzo della materia prima raffinata, c'è un altro indice, spesso guardiamo il Brent, ma in realtà è un altro indice, il Platt, che è un altro indice che realmente determina questo calcolo. Nel momento in cui tu consenti alle compagnie di fare questo esercizio di alzarlo a razzo e abbassarlo a piuma, riesci a puntare sulle asimmetrie di percezione da parte del cliente, che poi si stabilizzerà a un prezzo marginalmente più alto, e questo prezzo marginalmente più alto ci porterà la tazzina del caffè a 2 € tra qualche mese, perché era 80 centesimi, ce la troviamo a 1,50 €, ogni giorno quando prendi il caffè ti chiedono non 10 centesimi, se lo calcoli in percentuale
I 20 centesimi su 1,20 € sono soldi. Certo. E quindi nel momento in cui noi consumatori non ci attrezziamo e non abbiamo consapevolezza e non troviamo delle risposte, dico, non sono qui a fare, come dire, a dire al consumatore come fare. A fare il professore. Ma non c'è dubbio che il Ministero, il Mimit, c'ha questo osservatorio che è previsto per legge, che c'è online e che per esempio dovrebbe essere potenziato. Io adesso ho provato a entrare a visitarlo. Non sono riuscito a trarre nessuna informazione. Perché nelle pieghe di tutte queste cose non si perde, no? Il controllo, si perde... Certo, allora, poi abbiamo il MASE che fa un certo tipo di controllo, l'Agenzia delle Dogane che ne fa altre, il Ministero dell'Industria, Made in Italy ne fa altre. Per esempio, il Made in Italy dovrebbe avere questo osservatorio previsto per legge, che c'è, ma se lo andate a vedere osserva prezzi, .gov.mit, quello che sarà per essere, non ottiene l'informazione, cioè dovrebbe essere il prezzo tanto, scritto appena vai, osserva prezzi, faccio comunicazione istituzionale, vai su osserva prezzi, ormai tutti siamo attrezzati con questi strumenti per fare tanto, ormai abbiamo digitalizzato, come dire, il cittadino si è alfabetizzato dal punto di vista digitale, utilizziamo questi strumenti. Trovo il prezzo più competitivo nella mia zona, anche perché è prevista per zona. Per cui la risposta della politica, se mi posso permettere, ce l'abbiamo già in una serie di strumenti previsti per legge e che risolverebbero il problema di quella opacità che induce il consumatore. Però secondo me deve essere più forte. Fate parlare Scerra per abbiamo parlato di elezioni regionali, sono preoccupato. Adesso dopo la cosa ne parliamo, dopo che si schifano si ricanta. Scerra, insomma. No, allora, parliamoci chiaramente, è ovvio che questo è un sistema molto complesso, cioè non ci sono soluzioni uniche, univoche, dobbiamo dirci la verità. Però ce ne sono tante, ma nessuno prende il problema del prezzo dei carburanti lo possiamo andare ad analizzare guardando come è composto il prezzo dei carburanti, lo dicevamo prima, nel prezzo dei carburanti abbiamo circa il 55-60% di accise più IVA. E quindi partiamo già dalla parte maggioritaria che è di tasse, poi abbiamo circa un 30% che è dato dalla raffinazione più la distribuzione eccetera eccetera, e poi c'è una parte minoritaria che è quella dei distributori. Su quella è ovvio che si può fare un controllo come dicevamo prima, ma non mettiamoci in testa che facendo il controllo sui distributori noi diminuiamo del 35 del 40% il prezzo totale alla pompa. È ovviamente un controllo che si deve fare, perché se c'è qualcuno che sta abusando e sta facendo delle cose anche illegali è giusto che sia punito e quindi ci devono essere controlli. Però dobbiamo dirci che è ovvio che lo Stato deve pensare magari a dare una struttura diversa a questo prezzo. Abbiamo ancora delle accise, parlando di quello che diceva Giorgia Meloni, che sono ancora della guerra in Abissinia. Se lo Stato del 1930 vuole mettere le mani, ci metta le mani, ma il problema è che bisogna... Non si possono togliere, ma secondo me è necessario un momento di certezza e di stabilità economica per mettere mano a questi prezzi. Cioè, si può fare, ma non lo puoi fare in questo momento, non lo puoi fare in un clima in cui l'ordine mondiale sta cambiando, in cui tu ti devi attrezzare perché non ci sarà più la NATO, l'alleanza con gli Stati Uniti d'America non è più la stessa, perché fino ad oggi siamo stati tutti amici degli Stati Uniti d'America, al di là di... Oggi cambia, c'è un ordine mondiale differente, in questo ordine mondiale dobbiamo andarci a ridisegnare. Allora, io però per chiudere questo discorso dei carburanti volevo farvi sentire, perché è stato chiesto anche al Presidente della Regione Renato Schifani, no? Dice, ma perché voi non riscuotete? Io non so se c'è ancora Francesca Briganti delle partite IVA, credo che il collegamento era un po' ballerino, non c'è, eccola qua, o c'è? C'è o non c'è? Parli, Briganti. Sono qua. Ah, eccola qua. c'è. Allora, diciamo, guarda, senta cosa ha risposto il Presidente. Dica. Ho sentito pochissimo perché il collegamento è caduto ogni tanto. Vabbè. Io però volevo rispondere a tutto quello che è stato detto prima anche dagli esponenti politici. Io dico semplicemente che qui quando si parla di caro in generale, che non è solo il caro energia e il caro carburanti, non si tiene conto di quello che è il principio di insularità, che come ho detto, come ho esordito prima di andare in pubblicità, è rimasta una bella cosa scritta sulla Carta Costituzionale. Ora noi delle partite IVA, subito dopo la Regione che è stata la prima a fare degli studi su quello che quanto costa Briganti, secondo l'Europa, come sottolinea, ascolti un attimo, ferma. Io e lei lo sappiamo. Io e lei lo sappiamo, Dino Giarrusso lo sa anche. Io ero Sicilia e Sardegna ce l'ha, la Sicilia no. La Sicilia no. Però per l'Europa noi non abbiamo diritto all'insularità.
Però abbiamo uno statuto che ci permetterebbe. Io mi rivolgo all'onorevole Ciancitto, il quale deve portare le nostre istanze in Parlamento a Roma. Prima si dovrebbe passare da Palermo, ovviamente, perché è Palermo che ovviamente si deve spostare. Però dico, il price cap sia per il costo della benzina che per il costo dell'energia elettrica, e soprattutto iniziare a pensare seriamente a organizzare la Sicilia in un'economia circolare. Allora, senta cosa ha detto Schifani sulle royalty, perché noi dovremmo anche prenderci... Ha detto mi ricandido. No, esatto. Schifani, cioè noi dovremmo, lo spiego ai nostri telespettatori che magari avranno sentito parlare, noi avendo le raffinerie, Scerra che di quel territorio lo sa benissimo, dovremmo avanzare, Francesca Briganti ha scritto chilometri di lettere, come cantava qualcuno, ai governi, però diciamo, la risposta è sempre quella, diciamo, non c'è. Noi dovremmo avere le royalties, cioè nel senso dovrebbero tornarci indietro dei costi che noi insomma paghiamo di tanto, cioè, prima di tutto ambientali. E la risposta di Schifani è stata questa. Il nostro progetto è forte, noi abbiamo tempo fa addirittura ingaggiato un confronto con il governo per avere un ritorno di royalty maggiore rispetto a quello previsto dall'attuale legge, perché effettivamente il combinato disposto degli investimenti del nostro clima porta alla formazione di un'energia rinnovabile di quantità non indifferente. Mi riprometto di parlarne, però siamo molto presenti, siamo presenti con un bando che incentiva l'installazione di pannelli qualora le famiglie intendessero realizzarlo, e questo nel contrasto con l'eventuale non auspicabile crisi derivante dal conflitto che noi conosciamo e che ci preoccupa. E questo è Schifani, dice noi ci proviamo, però insomma la risposta è sempre diciamo quasi picche. In questo momento c'è una congiuntura tra i governi, cioè c'è un asse di centrodestra, cioè il dialogo dovrebbe essere come dire, più trasparente, però in realtà su questo lo Stato ha sempre frenato la Sicilia, diciamo, storicamente. Storicamente è una vicenda storica, una battaglia storica della Sicilia che si fa da tantissimi anni. Alcune cose sono state riconosciute, perché se oggi la Sicilia ha un bilancio attivo e ha un avanzo importante, primario, importantissimo, sono stati anche dei riconoscimenti che ci sono stati negli ultimi 7-8 anni dei vari governi che si sono succeduti. Cioè, oggi l'economia, il bilancio regionale è abbastanza ricco, hanno fatto tantissime finanziarie, ma grazie a queste risorse sono state riassegnate e ridistribuite con lo Stato. Quindi alcune cose sono già state fatte dal governo Meloni e da qualche governo precedente. Allora, io devo andare in pubblicità. Allora, saluto Francesca Briganti, la ringrazio perché insomma, le sue battaglie, di quella dell'associazione, insomma, le partite IVA siciliane sono sempre meritevoli di attenzione. Continuate a battagliare e noi ci fermiamo. Avevo detto in anteprima che avremmo avuto Davide Faraone. Ora Davide Faraone ha risposto, ha scritto che non può collegarsi perché è in assemblea nazionale del partito, praticamente sono lui, Renzi e la Boschi seduti. E poi c'è la Salis, e quindi è dietro un paravento. Evidentemente c'è la Salis dietro un paravento. Che non la senta. Perché non lo fa candidare più. Nell'accordo del campo largo dice vabbè. Determinerà le sorti. Allora, andiamo in pubblicità e poi torniamo con Schifani che si ricandida. Faraone è lui o è Renzi? Faraone. Allora, rientriamo, interessante oggi ovviamente grazie anche alla presenza del professore Romano, di Luigi Pulvirenti, collega esperto in queste tematiche di energia, il dibattito insomma, sul caro benzina. Però adesso voltiamo pagina, cambiamo argomento perché proprio ieri insomma, il presidente della regione Renato Schifani, sempre al centro insomma, di polemiche, dibattiti con gli alleati, con il suo stesso partito, ha detto una cosa che non è passata inosservata. Sentiamola. Esiste la regola nel centro-destra è sempre esistita la regola del rinnovo per un mandato per completare in 10 anni un programma. Le uniche eccezioni sono quelle del Molise, dove l'uscente Forza Italia non si è candidato, è stato sostituito da un altro candidato dello stesso partito, e poi in Sardegna, dove il presidente uscente della Lega era già in campagna elettorale, è stato raggiunto da un avviso di garanzia e quindi è stato sostituito da un candidato di un altro partito. Detto questo, noi abbiamo risanato i conti, abbiamo chiuso ieri un avanzo di bilancio presunto di 5 miliardi e 300 milioni, cosa mai avvenuta e che ci dobbiamo impegnare a spendere bene, per cui occorre un'operazione di programmazione. Abbiamo in itinere la realizzazione dei termovalorizzatori, fra un mese i progettisti ci consegneranno attraverso Invitalia i nuovi progetti, l'idea è quella di dare inizio ai lavori sicuramente entro la fine della legislatura.
abbiamo le terme in scadenza come bando, abbiamo le misure di crescita economica, quelle all'articolo 1 e 2 della legge ultima finanziaria, che prevede la decontribuzione, l'incentivo alle assunzioni. Abbiamo un sistema che abbiamo attivato di forte crescita, che merita di essere sostenuto nella coerenza di un proseguo. Poi naturalmente io sono espressione di una coalizione, quindi non decido da solo, però credo che i numeri parlino da sé. Sancito. Ma io direi che è il momento di continuare a lavorare, perché attraversiamo un momento complicato a livello nazionale e anche a livello regionale, quindi il governo, l'assemblea e tutti devono continuare, il governo regionale, a lavorare e dare risposte ai siciliani. Poi in prossimità delle elezioni valuteremo se è opportuno continuare con Schifani o verificare, perché ci sono anche equilibri nazionali che devono essere messi in gioco, che fra i vari partiti. Però è interessante quello che ha detto, no? In Sicilia esiste, anzi in Italia esiste Non è interessante, è surreale, amico mio. la regola del... Questa regola non è una regola certa, non c'è stata perché Musumeci allora doveva essere ricandidato. Invece... Ma guarda, lui ha detto non c'è stata nel Molise, non c'è stata nella Sardegna, si è scordata che c'era un signore di nome Nello Musumeci che era il presidente, è stato proprio lui. Qualche dimenticanza può accadere. La dimenticanza Però strana. ritengo che in questo momento, anche visto che in assemblea non c'è stato nelle ultime settimane un lavoro continuo e costante, ritengo che sia il momento di rimboccarsi le maniche e continuare a dare risposte ai siciliani che forse ne meritano più degli altri italiani. E quindi su questo poi si discuterà di ricandidature e di altro successivamente. Schifani ha una sua opzione perché è governatore uscente, ma dovrà confrontarsi con l'operato e quindi anche con il giudizio che daranno i siciliani su di lui, ma anche con i partiti a livello nazionale. Certo, poi mi pare che insomma non siete campioni di unità. No, noi troveremo, come a livello nazionale, anche a livello regionale, sicuramente troveremo la nostra unità al momento giusto. La stiamo costruendo soprattutto basandoci sui programmi, che è quello che dobbiamo fare in questa fase. Poi l'unità si troverà sia a livello romano che a livello palermitano. Per quanto riguarda Schifani, anche qui, cioè, come si fa a non commentare in maniera negativa una gestione amministrativa come quella di Schifani, che veramente è stata pessima sotto tutti i punti di vista, economico, etico, di tutto. Io ricordo solo alcune infrastrutture che mancano. A Schifani glielo chiederei, come glielo chiederei ad Aricò, ma la Siracusa Gela, che è da 70 anni ferma, ma quando vi decidete a impegnarvi, invece di mettere soldi sul ponte sullo stretto di Messina, che non si realizzerà mai, solo per assecondare i voleri di Matteo Salvini, che deve fare sta campagna pubblicitaria, che se ne va da Vespa a mostrare il plastico, i nostri concittadini hanno bisogno di strade. Schifani sotto questo punto di vista non ha fatto nulla. Aspettiamo la Siracusa Gela da anni. Aricò nel 2024 è venuto a un consiglio comunale a Scicli dicendoci che c'erano i soldi per la Siracusa Gela, per il tratto Modica Scicli. Dove sono questi soldi? Dobbiamo parlare di roba concreta, non della campagna elettorale di Schifani, che veramente non la commento neanche. Allora, secondo me c'è una cosa importante da dire: quando si critica legittimamente il governo Meloni, il governo Schifani eccetera, bisogna sempre ricordarsi che sono stati eletti democraticamente. Ricordo che Schifani è arrivato primo, poi secondo è arrivato Cateno De Luca, poi terzo è arrivato la Chinnici, che era del centrosinistra ma dopo un mese è tornata nel centrodestra con Forza Italia, e quarto è arrivato Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle, quindi opposizione frammentata in maniera totale. Con il massimo rispetto per il presidente Schifani, probabilmente qualunque candidato, compreso il suo vicino di casa, avrebbe vinto quelle elezioni, perché il centrodestra era unito e il centrosinistra no. Oggi, secondo me, nell'opposizione c'è una candidatura, che è quella di Lavardera, che secondo me può avere delle belle chance, che sta smuovendo le acque. Io mi auguro ma me lo auguro per i siciliani innanzitutto. Se Schifani fosse stato candidato, no? Se Schifani fosse però i siciliani non hanno bisogno di populismo. Ma I siciliani per hanno carità, bisogno di governo. i siciliani hanno bisogno di soldi loro che vengono utilizzati bene e di governi trasparenti. Con tutto il rispetto, che ci sia un governo regionale dove ci sono tanti inquisiti, tanti scandali, tanti problemi, tanti processi, tante liti, perché l'amico Manlio Messina, che non è mio amico perché eravamo a scuola insieme, ma non è mai stato nel mio partito, mai stato un avversario politico, persona diverso, oggi ha pubblicato uno status, non so se l'hai visto, su Facebook, dove attacca Schifani frontalmente. È il solito refrain. Però è il refrain fino a un certo punto, perché non si può dimenticare che i siciliani
godono di un miglioramento della propria qualità della vita se il governo regionale funziona meglio, e hanno problemi se il governo regionale combina guai e fa scandali e spende male i soldi pubblici. Il punto è capire se la destra vuole fare orepulisti di certe dinamiche che onestamente per me sono nauseanti, e se volete faccio pure dei nomi, io non c'è bisogno perché di scandali ne abbiamo visti tanti, e se il centrosinistra, oggi opposizione, decide di unirsi e le vuole vincere queste elezioni, perché la scorsa volta non le ha volute vincere. Se ero testimone oculare. L'unità. Okay? Risponde alla domanda, non è che ti vedevo candidare. Manca più di un anno, io per carità, io c'è stato osservo con molta, io osservo con assoluto rispetto, anche perché Ismaele era un mio collega alle Iene e poi insieme avevamo iniziato un percorso con Cateno De Luca. Lui era resistito un po' più di me, Cateno purtroppo non è affidabilissimo come compagno di viaggio, però avevamo iniziato insieme. Oggi sta facendo una cosa coraggiosa, voglio capire, mi piacerebbe capire come risponde la destra, perché secondo me la destra ha l'opportunità di migliorarsi, visto anche che non ha ancora un avversario compatto, e come risponde quello che oggi sarebbe in teoria il campo largo. Perché è importante capirla questa cosa qui. Cioè, scusami Luca, ma Crisafulli candidato a Enna, perché sennò parliamo solo di una parte. Cioè, tu Filippo, che sei un amico, siamo stati colleghi di partito, sei una persona con cui il rapporto anche lì è ottimo. Assolutamente. Ma si può candidare a Enna Mirello Crisafulli del centro-sinistra? Stimato. Finita, cioè. Stimato, tra l'altro. Mi auguro che il movimento, che né Ismaele né il movimento né AVS mi auguro che non lo appoggino. Questo è il mio auspicio da oggi sono un giornalista, perché ho fatto politica, non escludo di... Stimato, insomma è uno di quelli che potrebbe vincere la competizione. Il nuovo che avanza. Questo poi è un'altra valutazione. Però, insomma, se i cittadini ritengono che sia una persona, siamo in democrazia. Certo, l'ho detto all'inizio. Su cosa? Non mi piace. No, non volevo parlare di politica. No, non c'è questo rischio. No, io vorrei esprimere un auspicio, vorrei rivolgermi soprattutto ai più giovani. Abbiamo un tasso di crescita della regione Sicilia più alto di tutte le altre regioni negli ultimi 3 anni e un reddito pro capite penultimo. L'ultima è la Calabria, quindi c'è una discrasia rilevante, quindi tanti soldi arrivano in Sicilia ma non vengono trasferiti nelle tasche di alcuni. Tanti giovani vanno via, caro professore. E sto arrivando al punto. Allora, per me chiunque sia, purché governi diciamo, con onore e rispetto dell'obbligo istituzionale che andranno a assumere. Io quello che penso, e qua mi aggancio al referendum, ma da analista, anche da persona che vive mezze giovani, che sta per fortuna a contatto con il fermento, io spero che ci sia veramente post referendum un coinvolgimento, partendo dai giovani siciliani con questa idea che chi va a studiare fuori, chi va a lavorare fuori può imparare e ritornare a dare un contributo, ma non perdendo, come dire, le speranze o perdendo, come dire, questa... Ne formano tantissimi, ne vede fuggire. E lo dico onestamente, scusatemi, mi sono permesso di entrare nella dinamica politica, però poi alla fine la politica è anche priorità. Partecipazione. E quindi io credo che questo referendum abbia dato un segnale a tutti, destra, sinistra, sopra, sotto, perché molti non sono ascrivibili. Ma quello che dice lei è vero, lo sa, perché in Veneto si è votato in 2 collegi uninominali per l'elezione di 2 parlamentari. Non ricordo se il 15 o 20% dei cittadini che sono andati a votare per il referendum non hanno ritirato la scheda elettorale per partecipare al voto delle politiche. Quindi questo dimostra che quei giovani, che possibilmente erano giovani, che sono andati a votare per dire no, hanno votato, ma non hanno... Quindi c'è un qualcosa c'è bisogno di dare un messaggio. Infatti sbaglia secondo me chi pensa di poter quantificare quel voto e ascriverlo a questo. No, ma il voto bravissimo Luca, sono d'accordissimo con Luca. Sono d'accordo anche io su questa cosa. Ma chi ha fatto la campagna elettorale lo sa. Che avendo vinto il referendum ha vinto le prossime elezioni. Ma chi ha fatto la campagna è una bocciatura per il permettetemi di dire, se la maggioranza non percepisce che c'è stata una bocciatura, allora anche per loro sarebbero guai. Bocciatura allora io quello l'ha detto Giorgio Meloni, quella è la volontà popolare, quello è un altro discorso. Ma chi ha fatto la campagna elettorale ha percepito perché la gente votava. Non vedo più Luigi Pulvirenti, non so se c'è ancora. Ci sono. Ma dove sei Luigi? Fatemi vedere. Eccomi, Luigi. Eccoti qua. Allora Luigi, qua siamo andati diciamo fuori argomento. Fuori tema, o meglio nel tema che lui ci è esperto anche di insomma, lui che ci aspetta, dai. Guarda, io diciamo, se mi consentite.
Non ti fanno parlare, c'è la censura. Ci siete? Mi ecco, sentite? ci siamo. Nel 1990, credo, un illustre personaggio politico del passato della Sicilia, Rino Nicolosi, fece un discorso memorabile, secondo me, in cui fissò un principio che la politica siciliana tutta doveva passare ad una visione che fino a quel momento era stata dominata dal consenso senza lo sviluppo, ad una visione moderna in cui bisognava puntare allo sviluppo senza tenere troppo in considerazione il consenso, che detto da un personaggio della Prima Repubblica democristiano è un pensiero molto forte. Profondo. Oggi come lo possiamo declinare? Nel senso che chiunque sia poi la compagine che governerà la Sicilia, credo che si debba porre il problema di costruire uno sviluppo della Sicilia senza guardare troppo al consenso, che richiede un dividendo immediato, facendolo come? Ricollegandomi a quello che ha detto il professore Romano, ricordando che la Sicilia ha tante direttrici di sviluppo, che sono certamente il turismo, sono certamente la gastronomia, l'agricoltura, ma non bisogna dimenticare l'industria, perché nell'industria, nel tessuto economico che si trovano i lavori a maggior valore aggiunto, un po' per rovesciare quell'indice di cui ha parlato il professore Romano, la crescita più alta, tra le più alte tra le regioni d'Italia, è un reddito pro capite molto basso, addirittura il penultimo. E come si spiega se non con il fatto che in Sicilia i lavori sono soprattutto lavori a basso valore aggiunto? Quindi credo che la sfida che in questo anno e mezzo o forse meno che ci separa dalle elezioni, di immaginare una prospettiva di sviluppo per la Sicilia che certamente deve essere mediata anche col consenso, perché le forze politiche vivono di consenso, ma che non diventi schiava del consenso. Allora, giusta osservazione Luigi, andiamo a chiudere, ovviamente abbiamo qualche vignetta che neanche questa settimana Totò è potuto essere con noi, però ci ha mandato le vignette, ovviamente le facciamo vedere con piacere. Allora, che succede qua? Aeroporti, eccoli qua. I nuovi voli senza benzina, ne abbiamo parlato, con la fionda, si mette così, ci manca poco. Ci manca poco, buon viaggio, c'è la famiglia che saluta, però si possono avvicinare all'aereo, i parenti, esatto. Gli amici si possono avvicinare al volo. Prossima vignetta, eccola qua. Sono stato a Lourdes e sono tornato a camminare. A me è bastato guardare i prezzi del carburante, mi sono già subito rialzato, e qui i prezzi di cui abbiamo parlato oggi. Altra vignetta, ecco. Andiamo sulla Luna, Houston, intanto sulla Luna, è in dialetto, è finita la benzina, abbiamo un problema, immaginate quanta benzina, Totò è incredibile quando fa queste cose. L'ultima vignetta, eccola qua. Gli unici aerei che ancora volano sono quelli di carta, perché insomma, anche se Luigi Pulvirenti ha provato a tranquillizzarci, insomma, qualcuno ha paura e anche lì la speculazione ha provato a mettere la manina sul costo dei biglietti. Allora saluto e ringrazio gli ospiti di oggi, Francesco Ciancitto, parlamentare di Fratelli d'Italia, Dino Giarrusso, il professore Marco Romano, Filippo Scerra, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, il nostro Luigi Pulvirenti. Ciao Luigi, grazie per essere stato con noi. E poi tutti gli altri ospiti che sono intervenuti. Grazie, ci vediamo prossimo fine settimana, sempre qui al Punto.